Il maiorchino è un pecorino pregiato, ma è anche un formaggio che si lancia. Non è tipico di Palma de Mallorca, bensì di diversi comuni dei Monti Peloritani, provincia di Messina. In uno di questi paesi, Novara di Sicilia, dove si produce lo specifico maiorchino di Novara di Sicilia, c'è il torneo del maiorchino. Si svolge ogni anno proprio in questi giorni di carnevale e si chiude con una sagra. Un gioco che pare risalga ai primi decenni del 600. Partecipano 16 squadre a 3 concorrenti l'una. Si fa rotolare una forma di maiorchino stagionato per le strade del paese, dette vaelle, in un percorso in discesa lungo 2 km. La forma si lancia senza rincorsa con una lazzada, un lancio che può superare i 2 metri, e vince la squadra che col minor numero di lanci arriva per primo al traguardo. È un gioco molto diverso dal celebre Gloucestershire Cheese Rolling, che si tiene ogni anno alla Cooper's nei pressi di Gloucester in Inghilterra, dove si lancia una forma di double Gloucester cheese dall'apice di una collina e i partecipanti devono rincorrerla per acciuffarla. In quasi 200 anni nessuno ci è mai riuscito e la baldoria finisce spesso in ortopedia. Come mai? Le forme di maiorchino con cui si gioca non si buttano, si usano poi durante la sagra. Ma andiamo al sodo. Cos'è il maiorchino? Formaggio a pastatura prodotto con latte ovino intero crudo, che può essere mescolato anche con latte di capra o accino. Durante il processo di produzione viene forato con un ago di ferro detto minacino per eliminare le bolle d'aria che via via si formano. Stagiona fino a 24 mesi in locali interrati di pietra su assi di legno, ha una crosta giallo ambrata e pasta compatta di colore avorio che tende a sfaldarsi. Il procedimento di produzione e la stagionatura sono molto lunghi, laboriosi e costosi, ed è per questo che è un formaggio a rischio di estinzione. Annusazione. Ha un odore pungente con note burrosine. Assaggiazione. All'inizio arriva la pecora, cioè il latte. Poi sta cosa si espande però. Arrivano le erbe, tutto foraggio spontaneo dei Monti Peloritani. Aspetta che approfondisco. C'è anche qualcosina di floreale. E frutta a polpa bianca, tipo pera. Questo secondo me si gusta meglio con un vino bianco piuttosto che con un rosso. Un bianco molto minerale. Fatti fregare da me. Beh, sa anche un po' di pellame. Pellame, sì, pellame. È sapido ma non pizzica il palato. Ma questo non si mangia. Ci piace, ci facciamo qualcosa. Forse già saprei pure cosa.